Si avvicina il Natale, come si stanno attrezzando i commercianti trevigiani? Mettendosi insieme per vivere il Natale con lo spirito di comunità, ma soprattutto per viverlo insieme, per far tornare tutte alle abitudini, quelle nostre, quelle vere, e mettendosi insieme anche tra più comuni come l'iniziativa di quest'oggi, per cui c'è la voglia di tornare alla normalità, non guardiamo i numeri, guardiamo al bisogno di recuperare le nostre tradizioni. Che aspettative ci sono per questo Natale? L'anno scorso era già segnato un po' dall'epidemia, ci sono state anche delle chiusure nelle giornate festive. Che aspettative ci sono per il Natale 2021? Noi speriamo di recuperare quello spirito che abbiamo visto quest'estate, in cui c'era un grande bisogno di evasione e di convivialità, che era un recuperare ciò che è mancato. Ecco, noi speriamo che il Natale porti a recuperare il piacere di stare insieme, la voglia dell'acquisto, la voglia anche il bisogno di gratificarsi, di darsi un riconoscimento. È stato un anno complesso e difficile per tutti. Speriamo che questo sia di stimolo per tornare a riempire le strade, le piazze e i negozi. I 4 comuni che si uniscono oggi per le iniziative natalizie, qual è il senso di questo progetto collettivo? Il senso è che non si può parlare di fare rete, la rete bisogna farla e è stata fatta. È il valore della prossimità, cioè il valore dei negozi di vicinato, e è il sostegno che i nostri sistemi, Camera di Commercio, Confcommercio, dà alle imprese. C'è un momento per dare e un momento per ricevere. Questo è il momento in cui le imprese hanno bisogno di ricevere il sostegno per superare questo lungo inverno. Pieve di Soligo si aspetta che i cittadini abbiano voglia di mettersi in gioco e di riscoprire le attività commerciali della nostra città per fare i loro acquisti natalizi e per manifestare appunto il loro attaccamento e amore per Pieve di Soligo. Allora, noi abbiamo trovato molto entusiasmo da parte delle attività commerciali che hanno aderito per esempio a questo progetto, quindi ci aspettiamo altrettanto entusiasmo anche dai nostri cittadini, dai cittadini del quartiere del Piave, perché tornino a riscoprire le attività locali e a spendere nel nostro comune. Allora, noi abbiamo appunto proposto ai nostri commercianti questa iniziativa, questo progetto, l'hanno accolto con entusiasmo e abbiamo avuto tante adesioni. Abbiamo già visto però l'entusiasmo anche già nei clienti, nei consumatori, perché loro memori dell'iniziativa e dell'esperienza di Pieve dell'anno scorso già si aspettano e già sanno che arriverà questo progetto e quindi loro già aspettano e vogliono iniziare e andare a comprare nei nostri negozi. Questo sarà un Natale finalmente di ripresa, c'è molto entusiasmo sia da parte dei commercianti che da parte delle associazioni di tutto il paese per ripartire, quindi sono già in programma tante attività, sia da attività commerciali che anche associative, di nuovo feste in piazza. Si ritorna finalmente a una serenità, la serenità natalizia che l'anno scorso purtroppo avevamo perso.